E carissimi amici, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata, un nuovo appuntamento di Vis-à-vis Mestre. Buon lunedì, anche oggi è una bellissima giornata di sole. Ringrazio ovviamente Mestre Mia e il presidente Andrea Sperandio. Siamo ovviamente in diretta a Facebook, in streaming appunto sulla pagina Facebook dove potete appunto seguirci e vi ringrazio per essere presenti a questo nuovo appuntamento. È andato molto bene anche quello della settimana scorsa con Citran, che abbiamo avuto appunto l'occasione di ospitarlo, e come sempre ringraziamo ringraziamo per la location ovviamente la Cimestre, che ci dà l'opportunità di essere ospiti all'interno di questo bellissimo store all'interno di Palazzo Donatello, nel cuore appunto della città di Mestre, che ci ospita, e quindi per questo ringrazio ovviamente il presidente Stefano Serena, i dirigenti Andrea Checconi Sbaraglini e Matteo Settimo, scusate, per l'ospitalità che ogni anno, visto che è già la seconda edizione, questo secondo anno, insomma ci accolgono in questo bellissimo contesto. Ricordiamo che Vis-à-vis Mestre fa parte di questo importante contenitore che è Mestre Cultura e Sport. E parlando di cultura, oggi abbiamo qui con noi una persona che di cultura lo fa attraverso una delle arti che io amo in maniera particolare, che è la fotografia, e abbiamo qui Giovanni Cecchinato. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te, grazie dell'invito, grazie a Mestre Mia per l'ospitalità. Che dire, allora, lui è molto noto, molto conosciuto, in questi giorni, il 13 appunto marzo scorso, si è inaugurata, vero, venerdì scorso, una mostra importante appunto in M9. Tu sei un professionista di livello molto importante, una figura che da tanti anni rappresenti un riferimento serio e riconosciuto per quanto riguarda il panorama della fotografia. Io direi, prima di parlare di questa mostra ed entrare proprio nel vivo della mostra, perché sono andata a visitarla anch'io ieri e vi invito ad andarci perché è al secondo piano nella sezione contemporanea, tra l'altro, quindi vi invito in un corridoio lunghissimo dove troverete delle immagini meravigliose che raccontano il territorio. Infatti si chiama La serena inquietudine del territorio, Into the Land. Esatto. Ecco. Però io, prima di parlare di questa mostra, che poi è una collettiva che hai realizzato insieme ad altri tuoi colleghi fotografi, io volevo che ti raccontassi anche un po'. Questo è un po' un modo che con Vis-à-vis facciamo spesso, proprio perché ci piace anche, insomma, conoscere la persona, magari che cosa hai fatto precedentemente, anche tante collaborazioni con il Candiani, anche con Mestre Mia, cioè, per cui raccontaci un po' di te, prima di entrare poi nel vivo insieme di questa mostra bellissima. Allora, sicuramente c'è da dire che io mi occupo di fotografia come professionista, ho cominciato nei primi anni 2000 e mi sono chiaramente occupato di fare attività commerciale all'interno di quello che è il settore appunto fotografico, facendo tutte quelle attività che sono correlate con la fotografia di prodotto, la fotografia di moda, la fotografia di ambiente. Mi ero abbastanza specializzato nell'interior design, nel quale, anche lavorando con molte catene alberghiere, avevo in qualche maniera girato molti degli hotel, diciamo, importanti italiani per le fotografie collegate, ma con aziende importanti. Ho state delle collaborazioni interessanti con alcune vetrerie di Murano che hanno in qualche maniera abbellito degli hotel importantissimi. Mi ricordo il Westin di Versailles a Parigi, che era rifornito di questi lampadari veneziani fatti a Murano, meravigliosi. Vuoi dell'acqua? No, grazie. Okay. E poi chiaramente questa attività si è un po' sviluppata e nel contempo parallelamente si è anche aperta un mio interesse per la parte invece culturale fotografica, che era quella che un po' alla volta mi ha sempre più affascinato. Da qui nasce un progetto importante su Mestre, che è stata poi l'occasione, dopo quasi 6 anni di lavoro, di conoscere anche Mestre Mia, con il quale è iniziata una bellissima amicizia e una bellissima collaborazione. Voi avete fatto per anni appunto degli incontri
soprattutto nel Candiani, qui se non sbaglio. Al Candiani, infatti, quello è stato un po' una serie dopo quel tipo di appuntamenti. Abbiamo fatto dopo quel tipo di, diciamo, di esperienza, è iniziata diciamo, una conoscenza diretta con il Candiani, visto che io frequentavo molto, appunto per acculturarmi, l'ambiente milanese, nel quale venivano fatti alla Triennale di Milano degli incontri con i fotografi più importanti italiani che erano lì, ed era difficile per me andare su e giù continuativamente a Milano a vedere questi incontri. Per cui, rifacendomi al famoso proverbio che se Maometto non va alla montagna, la montagna che va a Maometto, certo, ho deciso in qualche maniera di creare una collaborazione con il Candiani, che è andata a buon fine, e abbiamo cominciato una serie fortunata di incontri che è durata 8 anni. Su che temi erano? Erano tutti fotografi diversi. Sempre sulla fotografia. Solo fotografia. Però ho invitato a venire a parlare di fotografia sia fotografi che conoscevo, importanti, c'è stato Olivo Barbieri, c'è stato Piero Gemelli, c'è stato Efrem Raimondi, c'è stato Settimio Benedusi, Maurizio Siragusa, tantissimi altri, ma anche ragazzi giovani emergenti come Davide Degano, come Borzoni, come Quagliato e così via. Quindi parlando con loro, insieme anche a giornalisti, a curatori, è venuto Panaro, è venuta la Giovanna Calvenzi a parlare di suo marito Gabriele Basilico, è venuto, sono venuti i giornalisti, Smargiassi che scrive per la Repubblica, Laura Magnone che è una curatrice importante, e con loro abbiamo dibattuto e parlato cercando di trasferire chiaramente a coloro che venivano questo tipo di idee sulla fotografia, che non si può più relegare dopo 200 anni di vita di quest'arte al fattore soltanto di dire ma una fotografia mi dà un'emozione oppure è un momento, ma una condizione che nel 2026 è molto più complessa e molto più ampia e si confronta chiaramente con la quotidianità e quindi deve essere per forza. Abbiamo parlato ieri poi di questa cosa, abbiamo parlato un po' di questa cosa, abbiamo avuto una bella telefonata e dopo sono appunto andata a vedere questa mostra perché ci tenevo, perché effettivamente quando hai un ospite è importante, se è un ospite che è un autore, un libro, che propone un libro, lo devi leggere perché ovviamente non lo devi leggere, hai anche il piacere di leggere perché ovviamente hai modo quindi di capire di cosa si sta parlando. Stessa cosa, dovevo rendermi conto attraverso, perché purtroppo il giorno di inaugurazione, che anche se sono stata è stata una bella inaugurazione molto ho visto, molto sentita e molto partecipata, c'era l'auditorium De Michelis che era praticamente pieno. E quindi questo significa che la gente riconosce il valore delle cose, se no... C'è anche un altro autore molto importante che bisogna dire, che penso, e che comunque ha portato anche lui sicuramente molto aiuto a questa situazione. Erano 2 inaugurazioni molto, molto importanti, nella quale ringrazio in maniera veramente sentita di cuore l'M9 e la dottoressa Bertolucci di questo invito, di questa situazione che bisogna mettere proprio sul piano. Io credo che quando ti viene data una possibilità come questa è perché ci credono e vedono il valore della cosa. Senza probabilmente, perché non credo che siano progetti che vengono messi lì così, hanno un valore e io invito appunto a visitarla perché ne parlavamo prima della diretta, ha una bellissima innanzitutto disposizione, un allestimento veramente curato, molto bello, e poi si legge quella che è un ossimoro, no? che poi fa parte di un progetto tuo, che è appunto il titolo della mostra, ma è anche il titolo poi di un progetto un po' più ampio, che è La serena inquietudine del territorio. E quindi intanto diciamo ai nostri amici che la mostra è lì per circa un mese, quindi fino al 12 di aprile. Ecco, per cui avete ancora tempo per andarla a vedere, andate perché è veramente meritevole per chi ama il territorio, per chi ama anche la città, perché ci sono angoli di Mestre, ma non soltanto, anche del circondario, quindi si scoprono tantissime cose. Quindi quando tu hai iniziato con, al di là della mostra, che poi bisogna vederla per capirla, questa serena inquietudine, questo simile, c'è questo contrasto di 2 parole, cioè serenità e inquietudine da una parte di un territorio. Quando è nato questo progetto
e perché ha iniziato a intravedere questa diciamo così dicotomia, no? Sì. Questa possibilità di esplorare, in maniera così, diciamo, particolare. Anche critica forse, no? Ma diciamo che attenta. Di solito il termine è giusto quello, perché normalmente in fotografia si tende più a indicare piuttosto che criticare. Quindi... Sì, intendevo dire proprio attenta perché poi si notano molti dettagli. Certo. Raccontano. Diciamo che inizialmente, quando ho cominciato a lavorare nel 2009-2010 sul progetto che sarebbe poi diventato Evoluzio Visio, cioè quella che era un ampliamento della visione sulla mia città, che è Mestre, avevo già in mente questo tipo di titolo, solo che mi sembrava eccessivamente critico, perché è vero che noi viviamo in quel momento lì la serena inquietudine, parlandone di Mestre, poteva essere un titolo critico, e non mi andava che, giustamente come in fotografia, fare un'attività di natura critica, perché non mi pareva né nelle mie corde né in quello che deve essere l'obiettivo del progetto fotografico. Per cui ho accantonato quel titolo e l'ho rispolverato nel 2016, quando ho cercato di utilizzare Facebook in una maniera un po' meno ludica, ma cercavo di dargli un senso da un certo punto di vista, come fa anche Mestre Mia nel fare diffondere cultura e attività di una determinata levatura. Ho creato questo gruppo di lavoro nel quale ho raccolto dei fotografi abbiamo cominciato a creare un database di immagini, cercando di dire, intanto creiamo questo contenitore nel quale mettiamo immagini che hanno come filo conduttore questa serena inquietudine, cioè quel fattore di vivere quotidianamente qualcosa, non percependolo per la reale consistenza, ma in qualche maniera vivendolo serenamente, mentre all'interno di ciò che viviamo c'è una vibrazione negativa, a volte c'è un'inquietudine. C'è anche una metamorfosi, comunque un cambiamento. Che è in continuo poi cambiamento. È in continuo cambiamento. Da lì poi questa cosa si è evoluta, e ho individuato nella pubblicazione di una rivista l'obiettivo migliore per raccogliere i migliori progetti, e devo dire che è stato un successo annuale che è arrivata quest'anno al 5° numero, cioè 5 anni di pubblicazione, che viene alimentata da una call che facciamo a livello nazionale, alla quale la gente accede, propone, dice: io ti porto questo mio progetto, dimmi se può andare bene. Quest'anno sono arrivati comunque, in questi ultimi 3 anni, sono arrivati mediamente ogni anno una quarantina di progetti. Però tanti. Sia dal Veneto che da tutta Italia, di cui noi ne abbiamo scelti in tutto, per ogni rivista, circa una quindicina. Sì, ok. Abbiamo pubblicato quelli migliori, e devo dire che la rivista, che è curata da un ottimo grafico che mi viene da nominare, che è Cristian Compagno, che ci ha aiutato proprio nella gestione della parte grafica, è venuta fuori una cosa pregevole, tant'è vero che anche determinate biblioteche, anche molto importanti, come la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, è stata contenta di riceverne una copia e di metterla lì come elemento di consultazione, più di documentazione, certo. Esatto, per cui abbiamo avuto dei piacevoli riscontri, quindi anche tanta soddisfazione, perché voglio dire, di buoni riscontri, sì. Allora, voi in quanti siete espositori in questa collettiva? Allora, sono 13 autori, perché i progetti sono 12, però, perché un progetto è creato da 2 persone assieme. Ah sì, esatto. Berton e Carlesso. Esatto, quindi 13 persone, 12 progetti. 12 progetti. E nel tuo cosa c'è? Partiamo subito da quello più brutto. Non è vero, assolutamente, anzi, sono tutti belli, ognuno racconta qualcosa di diverso, sì, perché esatto. per vedere, per capire, ripeto,
la fotografia va vista. Certo, Raccontarla certo. è un po' difficile, perché secondo me Bisogna vederla. esatto. Sì, Di qui faccio un piccolo appunto. Sì, tu tra l'altro fai anche la Facciamo mostra delle guida. esatto, delle visite guidate, la quale si può chiaramente iscriversi tramite l'M9 sempre. l'M9, il sito l'M9. Ci si iscrive alle visite guidate, ogni sabato alle 3 siamo lì presenti per, diciamo, discutere con le persone. Che bella questa interazione col pubblico. Discuterne, esatto. Già ieri c'erano 20 persone, non pensavo che il giorno immediatamente successivo facessimo un overbooking, teoricamente, però siamo arrivati a riempire immediatamente il numero delle persone e abbiamo fatto una serie di scambi anche molto interessanti. Sai cosa penso? Io penso che tu abbia anche, ovviamente, visto che ce l'avevi dentro, si capisce, hai proprio individuato anche proprio questo ossimoro, no? questa serena inquietudine che forse molto probabilmente la gente percepisce, sì. Forse ha bisogno di vederla, no? Perché è quello che magari uno rintraccia poi anche nel corso della vita di tutti i giorni, perché facciamo un esempio, adesso non mi ricordo chi dei tuoi colleghi, però hanno fatto vedere ad esempio delle immagini storiche di un determinato angolo della città. Alessandro Angeli. Esatto. E poi, come è adesso, c'è quindi la trasformazione. Quindi questo è importante, soprattutto per chi è cittadino magari di Mestre, che magari non ricorda, oppure magari è più giovane, quindi non ha visto questo cambiamento, questa trasformazione, dice mamma mia, oppure chi l'ha vissuta, che aveva visto prima e vede il cambiamento. Ad esempio c'è l'angolo dove c'è la casa del disco, no? Per dire. Quello è emblematico perché si vede in Candiani ovviamente dove è stato costruito il cinema, che ha ovviamente questa struttura enorme dietro, e prima non c'era niente, c'era soltanto questa. Ma il lavoro di Alessandro, questo è un esempio, è bellissima esatto. Questa cosa. È un lavoro molto interessante perché mette a confronto una foto chiaramente attuale, una foto di archivio, qua bisogna ringraziare anche Pavan che ha un fondo di fotografie su Mestre veramente incredibile, altre invece recuperate dal web, e lui come architetto è riuscito a ricostruire in una terza immagine, mettendola proprio con colori diversi, ciò che è stato eliminato e ciò che è stato messo in più. Bravissimo. Per cui noi vediamo questo sormonto, questa stratificazione tra ciò che esisteva, che viene eliminato, e quello che viene immesso. È un lavoro molto interessante perché permette di vedere in maniera pratica la metamorfosi di quel momento lì. In quella situazione a cui accennavi tu, c'è proprio l'evidenza è che nella foto attuale non si percepisce più niente di ciò che era, se non che qualche comignolo che viene nascosto dagli alberelli che ci sono. E lì dietro c'è una parte importantissima di Mestre, perché Mestre una volta era tutta così nel Novecento. Ed era tutta a casette in quella maniera, soprattutto il centro, molto basse, massimo 2 piani. E ora non troviamo più niente di quel comparto storico, di quell'elemento lì, che è stato totalmente eliminato e rimane soltanto in piccoli pezzi in giro per Mestre. Pensiamo a tutto il comparto di Via Forte Marghera, oppure chiaramente le zone poi di stazione, che per fortuna un po' rimangono come elemento, anche se lì subentrano altri problemi poi di degrado o meno. Però alcune cose di Mestre per fortuna rimangono, ma dobbiamo in qualche maniera metterci in relazione visiva e capire cosa c'è in più, cosa c'è in meno, come in Via Poerio, come in tanti altri posti che Alessandro ha fotografato. Allora, al di là del progetto di questo, appunto di questo titolo, che cosa vi accomuna poi tutti insieme? La linea, diciamo, c'è un sottile fil rouge fra tutti questi elementi, che viene in qualche maniera identificato, che è un po' il punto di partenza storico di questo tipo di fotografia, che ci accomuna e in qualche maniera lega questi progetti, perché hanno tutti un'impronta visiva che è comunque comune, nonostante siano completamente diversi, perché abbiamo progetti che lavorano sulla memoria, tipo quello di Gian Antonio Battistella, sul tempo, quelli che lavorano sul paesaggio in maniera di dialogo con la persona, tipo quello di Calesso e Berton, che è una sorta di land art che viene
portata in fotografia. Abbiamo altri progetti come quello c'è anche quello sull'inquinamento che è legato quello di Federico Bevilacqua, che è molto interessante, che è molto, quasi giornalistico, quasi da inchiesta. Esattamente, sì. là suggerisco anche il fatto che Federico ha fatto un libro che si chiama Formula di un disastro invisibile, in cui viene riassunto tutto il suo lavoro che sta portando avanti da molti anni sul problema la zona di Vicentino, sull'inquinamento della Miteni, di quella che è una delle falde acquifere più importanti d'Europa quasi, ma che riguarda anche noi in Veneto, riguarda anche noi, quella cosa lì si estende dalla zona vicentina, veronese, padovana e anche il veneziano. Lì abbiamo un problema di inquinamento da PFAS che addirittura si cerca in qualche maniera di mettere in tacito. Quando invece tante patologie, perché lì sono poi anche elencate, di cui tanta gente soffre, possono sicuramente sono ricondotte proprio alle falde acquifere che sono contaminate da queste sostanze. Che non è soltanto quello che beviamo, quello è anche il fattore di come quell'acqua viene utilizzata per dare da bere agli animali, e piante. per annaffiare le piante e così via. Per cui è un problema che non è da poco. No, è molto bella questa indagine fatta, perché tu hai detto molto bene, quasi di taglio giornalistico, perché effettivamente guardando le fotografie si rintraccia proprio un lavoro di attenzione, visto che parlavamo di attenzione, di focus in questo caso, su un problema che non è da poco, anche perché quando riguarda la salute di un territorio, dei cittadini, insomma, deve essere messo in evidenza. E voi avete fatto bene a includere anche questo tema. Come vedi, lì ci fa ragionare sulla cosa, non è una fotografia che va a puntare il dito, è una fotografia che cerca in qualche maniera invece di dire attenzione, ragioniamoci, ma ragioniamoci anche insieme all'amministrazione, ragioniamo con i comitati, assieme coloro che devono in qualche maniera condurre poi un reato, è giusto che paghino. Ma vediamo anche insieme come collaborare per risolvere questo problema. Ma la stessa cosa avviene nel lavoro, ad esempio, di Antonio Cunico, quando parla dell'overtourism sulle Dolomiti. Bravissimo, esatto. Quindi anche lui lì parla si vede, di queste cose, si vede come noi usufruiamo degli spazi montani che dovrebbero essere incontaminati, no? Che dovrebbero essere belli da vedere, tant'è vero che nella tradizione contadini, montanari, per loro le montagne erano qualcosa da preservare, quasi soltanto da idolatrare, da guardare poi da distante. Invece le fotografie, paradossalmente, se quando le guardi, sono piene di colori, di gente dappertutto, perché fanno un effetto ottico quasi fluorescente alla fine, perché è pieno di molto colorate, che tu immagini le foto della montagna, che solitamente le immagini sempre solitaria, eccetera. E invece ha colto questo discorso dell'overturismo, che anche adesso, anche ovviamente considerando anche le Olimpiadi, per carità, che sono un evento eccezionale, eccetera, però hanno portato in un contesto, voglio dire, naturalistico, patrimonio dell'UNESCO, eccetera, e tanta economia, veramente anche, voglio dire, delle cose che, insomma, impegnative, un turismo di massa, perché è arrivato un po', ovviamente, come posso dire, le Olimpiadi richiamano, ed è anche giusto che ci sia questo indotto, eccetera, però a volte bisogna tenere conto che c'è la natura dietro e che va rispettata in primis, va preservata, e questo overturismo si vede proprio in maniera eccezionali in queste fotografie che sono all'incirca 6, mi sembra, sono sempre 8 per ogni autore. Sono 8 per ogni autore, a parte Battistella che ne ha 7. Ecco, queste fotografie si vede proprio, cioè se voi le prendete da lontano, vedete proprio, cioè non vedete la montagna, voi vedete solo praticamente gente che scia, gente che sci colorati, fluorescenti, cioè un po' quello che facciamo un po' tutti per quando si va. Però c'è un però, perché comunque diciamo che viene in qualche maniera rilevato la massificazione, quindi in quelle fotografie come in quelle di Anna Zemella c'è un rapporto tra il momento di svago che per ognuno di noi
è indiscutibilmente necessario ed è importantissimo, però come viene vissuto a livello massivo in ambienti naturali. Lì siamo invece nella zona di Fusina. Quello giusto? di Anna Zemella, ad esempio, coglie un aspetto abbastanza conosciuto tra chi è qua in zona, che è quello di fare un attimo di relax durante i momenti estivi senza andare nelle spiagge, nei lidi, di andare a Fusina, mettersi lì e stare un attimo a godersi il sole in quello spazio verde che è anche piccolino, abbastanza ristretto. Però allo stesso tempo, in quel momento di relax, ci accorgiamo tramite quelle fotografie che tutto un mondo di commercio, cioè tutto quello che è il commercio energetico, per cui petroliere, gasiere, piuttosto che elementi di container, eccetera, eccetera, passano nel canale dei petroli e ci accorgiamo che chiaramente c'è questo contrasto tra un momento di relax e il momento di lavoro. Quando il canale di petrolio io lo passo quando magari mi muovo in barca per andare, a me fa impressione quel luogo là. Ha un colore che è una cosa proprio dei petroli in tutti i sensi, cioè tutto nero. Cioè anche poi c'è diciamo che è un punto della laguna, è un punto che particolare, è molto trafficato. È molto trafficato, è difficile, infatti non vedo l'ora di passarlo perché magari la prossima volta faremo un altro giro. Va bene, ascoltami, allora, vogliamo anche ricordare che questa mostra è anche sostenuta dall'Ordine degli Architetti. Assolutamente sì, non solo la mostra. Non solo la mostra, ma tutta la progettualità. E diciamo raccontami bene come allora, sono arrivati. Dopo i primi due numeri, un numero pilota e il numero 1, tramite l'architetto Angeli siamo riusciti a collegarci ed è stato sicuramente un momento anche per loro di interesse con la direzione dell'Ordine degli Architetti che sono paesaggisti, pianificatori e il terzo termine non mi viene in mente, comunque con loro che avevano rilevato il progetto come di interesse ed è nata questa collaborazione nella produzione della rivista. Infatti l'Ordine ci compra numerose riviste, ci aiuta in merito a fare questo discorso perché chiaramente poi li mette a disposizione di architetti, colleghi o situazioni di questo tipo, perché infatti alla fine quello che io mi auguro possa essere il punto finale di questo progetto è quello di arrivare alle amministrazioni, agli architetti, a coloro che curano il territorio, che siano fonte di ispirazione, di riflessione, di maturazione su quello che è l'operazione che chiaramente anche un architetto fa e poi dice ma alla fine questo tipo di manufatto che ho fatto in quel posto, come si è sviluppato intorno, ha in qualche maniera reso un paesaggio negativo o positivo, lo ha inquietato o lo ha rappacificato. Sappiamo che nella logica anche dell'architettura, cioè creare cose belle genera sensazioni ma anche persone belle, infatti elementi in qualche maniera inquieti generano persone inquiete, no? Per cui si spera che ragionando su questi progetti qualche idea, qualche mutazione, qualche cambiamento ci sia anche quando si parla di dire facciamo un nuovo edificio, non pensiamo solo alla parte economica ma pensiamo anche a ciò che c'è intorno, che dovrebbe essere l'intento fondamentale di ogni costruttore, di ogni architetto. Quindi un po' la finalità è togliere questa inquietudine. Ma magari è che viviamo un mondo che purtroppo sta viaggiando solo e unicamente in direzione dell'inquietudine, se non addirittura anche del terrore. Quindi stiamo in qualche maniera facendo una sorta di gemellaggio con terrore, con orrore, con mancata collaborazione
diciamo che la situazione non è bella. Io mi auguro che cambi, soprattutto per le nuove generazioni, ma è un momento che è molto difficile. Parlando di fotografia si cerca almeno di, senza diventare drammatici, senza diventare totalmente inquieti, ma anche portando un po' di poesia. Infatti ci sono certi progetti all'interno della mostra che sono molto poetici, che parlano del tempo, che parlano del più romantici. Un po' più romantici, dicevi a me, o sbaglio? C'è questo... io direi che forse poetici. Sono più poetici che romantici, perché nel romanticismo c'è forse troppa emozione, mentre in questo caso, come nella fotografia di Gian Antonio Battistella, che addirittura è stata una fortuna avere all'interno del gruppo, perché Gian Antonio è stato uno dei fotografi che nell'84 ha partecipato con Luigi Ghirri a quello che è un libro capostipite che ha cambiato la fotografia italiana, che è Viaggio in Italia. Sì. Abbiamo la fortuna di avere una delle immagini di Viaggio in Italia e nell'attività di Gian Antonio c'è anche quella di mettere a confronto fotografie fatte anche a 40 anni di distanza, per dire questo luogo da com'era in quel momento è diventato questo. Gian Antonio è ancora una persona che lavora in analogico, con la pellicola, con una lentezza estrema. Io sono andato spesso e volentieri con lui a fotografare ed è per lui la fotografia è una ritualità, è un meccanismo quasi zen, nel quale mettere giù il cavalletto, il banco ottico, ragionare sull'inquadratura, spostarsi, trovare il punto dove fare la foto al meglio, è veramente un'operazione quasi religiosa, per cui è molto bella. E per te com'è? Ma per me è... Cioè tu come ti prepari per... Cioè, ti parte l'idea di arrivare a fare una fotografia di quel tipo, come ti prepari? Perché presumo che non sia semplice, cioè uno deve avere in testa... abbiamo fatto una lezione l'altro giorno agli istituti geometri proprio su questi temi qua. Oh, bene, dai, perché voi raggiungete anche molte... Diciamo che ci domandano di entrare rapportarci. Sì. In questo caso con alcune situazioni io personalmente ho fatto vari incontri didattici sia con gli ordini degli architetti di Venezia e di Padova sia con le scuole o con le università. Diciamo che il fotografo nel suo bagaglio, come raccontavamo appunto proprio giovedì, deve avere una sorta di sacco in cui si mettono più cose. Sicuramente la parte tecnica, cioè deve conoscere la tecnica approfonditamente, certo, in tutti i suoi aspetti. Assolutamente. In tutti i suoi aspetti. Poi deve avere una sorta invece di formazione culturale, per cui qualcosa che ha comunque studiato, per quello che riguarda altri autori, altri generi, sia a livello saggistico, sia a livello di libro fotografico in sé. Cioè, spiego, deve avere sicuramente i libri di fotografia, ma anche i saggi di fotografia, e sapere chi ha scritto di fotografia, cosa e come. Quindi questo è un altro bagaglio che è molto importante. L'altro bagaglio è nel momento in cui ci si avvicina ad un progetto, quello di definirne precedentemente allo scatto tutti i contenuti. Io circa 6-7 mesi che insieme a Gian Antonio Battistella stiamo preparando un progetto in cui non abbiamo ancora fatto una fotografia, ma abbiamo solo parlato di che cosa ci deve stare in un futuro progetto. Quindi deve in qualche maniera mettersi in relazione anche con ciò che è stato fatto, cioè se devo fare una fotografia di Mestre, come avevo fatto a suo tempo il progetto di Mestre, avevo visto prima tutto quello che era stato fatto, per cui c'è un'analisi iconografica che permette di andare alla ricerca di tutto ciò che è stato fatto prima, per non farlo uguale. Certo. Quando ad esempio nel mio caso mi è stato anche commissionato di fare un lavoro su Tomba Brion, che era stata frequentata dai migliori fotografi italiani, l'impegno fondamentale prima di fare qualcosa era quello di vedere tutto quello che avevano fatto loro, per dire non ripeto qualcosa, certo, e infatti da lì scaturisce poi un'idea che magari dici guarda, l'ho fatta diversa dagli altri. Bene. Quindi c'è anche questo elemento di studio prima di fotografare. Ci sono altri elementi che poi riguardano chiaramente il rapporto con il luogo,
un fotografo quando va in un luogo fa prima una perlustrazione, prima lo vive, prima gira. Infatti Guido Guidi diceva: un bravo fotografo non si vede dall'attrezzatura ma dalle scarpe che usa, se le accomodi, quanto ci gira intorno. Certo. Per cui da questo punto di vista la cosa va anche vista come capire il luogo, vederlo, e poi alla fine lo scatto è l'ultima cosa, senza contare poi il risultato, la post-produzione, il libro e quello che ci può essere, che sono tutte attività che chiaramente sono successive e che sono mediamente impegnative, perché dopo alla fine di quello magari c'è la mostra e c'è un ulteriore lavoro per pensare all'esposizione, per cui è molto diluito, il processo è molto ampio e comincia in un punto in cui nessuno si rende conto di questa situazione. Se io penso al mio progetto, quello appunto che è esposto, quelle 8 immagini che fanno parte di un progetto molto più ampio, fa parte di un percorso che sto portando avanti da una decina di anni, che cerca di vedere le cose, poi un po' alla volta le mette assieme e si cerca di svilupparle in maniera omogenea e molto, in qualche maniera anche accessibile agli altri. Bene, noi abbiamo quasi concluso perché è una mezz'oretta che siamo collegati, vero Presidente? Allora, vuoi aggiungere qualcosa tu? Se no io faccio un riassunto. Io invito tutti a venire a vedere la mostra, a registrarsi sul sito dell'M9 per venire a vedere le visite guidate, e nel caso anche soprattutto chi venisse alla mostra di raccogliere gli elementi dei singoli autori e andarseli a guardare nel web, su Instagram, su Facebook, perché sono tutti autori che hanno qualcosa da dire in merito. Per cui è molto importante questo elemento anche di mettere in risalto proprio i singoli autori che ci sono all'interno di questa collettiva e in qualche maniera anche andare a vedere i loro lavori, come operano, perché sono degni veramente di interesse e spero che la gente li possa andare ad approfondire. Guarda, noi a nome mio ma anche a nome di Mestre Mia faccio i complimenti per innanzitutto la presentazione, che è stata molto frequentata, un numero importante di persone che hanno creduto ovviamente in questa cosa, perché altrimenti la gente non si muove se non c'è, voglio dire, interesse. Quindi avete destato grande interesse e l'ho visto ieri perché sono andata a visitarla, e quindi vi invito ad andare a visitarla. È aperto tutti i giorni praticamente, mi sembra che sono gli orari, tranne lunedì e martedì, però gli altri giorni insomma fino alle 19 l'M9 è aperto per visitare appunto questa realtà che è molto bella. C'è un appunto da dire che volendo il giovedì pomeriggio so che l'M9 fa entrare le persone gratuitamente al museo, per cui non si paga neanche il biglietto il giovedì pomeriggio, soprattutto i residenti. Il biglietto è di 5 euro per quanto riguarda l'ingresso, e godetevi questa bellissima mostra. Allora sono, dicevamo, 12 progetti, però 13 autori. E ogni autore ha 8 fotografie, dove ovviamente è fatta molto bene, perché devo dire la verità, si trova in una posizione strategica ed ha anche un allestimento che è molto lineare, molto pulito, però sa raccontare bene tutto. Quindi complimenti a Giovanni Cecchinato per questo risultato, per essere stato nostro ospite, per avermi dato la possibilità di conoscerti. Grazie a voi. Quindi adesso chi ti vuole seguire ad esempio all'interno di questo progetto Facebook, tu hai un gruppo chiuso, il progetto su Facebook, il gruppo è chiuso perché lo teniamo, è proprio un laboratorio. È un laboratorio. Per cui quindi la gente comunque può seguire sul sito web. Ok, perfetto, che è www.laserenainquietudinelterritorio.it. Ecco, quindi chi vuole seguire, mentre Facebook è un gruppo a parte che è legato appunto proprio a questa cosa. Poi ricordate che esiste questa rivista che esce annualmente, e quindi anche quello è un altro bellissimo risultato. Se ne trovano ancora poche copie, le abbiamo esaurite, stanno finendo all'M9, per cui suggerisco chi vuole di fare un po' in fretta, però effettivamente abbiamo finito anche le scorte che avevamo degli anni precedenti. State già lavorando alla prossima, immagino? Per ora no, perché è un momento in cui dobbiamo fare una riflessione.
Ok. un momento in cui dobbiamo fare una riflessione, perché non vogliamo che diventi una sorta di meccanismo automatico, rivista, per cui in qualche maniera la gente dice lavora solo per poter essere inclusa all'interno della rivista. Questo è un meccanismo che ci siamo magari accorti. fare un numero eccezionale per la mostra, qualcosa non avete pensato? Stiamo pensando di fare una cosa diversa di cui non si può dire, non si può spoilerare. Però stiamo io cercando. Ci provo sempre, ovviamente, per capire però se. Per ora è top secret. No, top secret, vabbè, la vedremo allora. Avremo occasione, poi la prossima volta che verrai a trovarci creiamo curiosità, dai. E altri progetti futuri oltre a questi, altre idee che avete, allora, sempre se si può dire, imminenti, non imminenti, qualcosa ci sono chiaramente in giro oltre a questo? Ognuno di noi ha sempre una serie di meccanismi già avviati. Esatto. Io personalmente stiamo generando insieme a Gian Antonio Battistella un progetto di cui stiamo lavorando appunto da parecchi mesi assieme, intanto nella sua definizione. Poi quando sarà un momento di essere definito sicuramente ce ne saranno notizie, però ci stiamo lavorando in maniera molto molto importante, abbiamo creato degli agganci molto importanti e sarà un progetto degno di nota secondo me. Grazie Giovanni, allora Grazie a noi voi. ci diamo appuntamento la prossima settimana, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito nella precedente puntata e spero che siano tanti anche oggi, sicuramente, perché questa è una mostra che ha avuto un bel impatto sulla città e questo fa piacere. Ringrazio ovviamente il nostro presidente Andrea Sperandio, che è anche regista in questo caso, e Vis-à-vis Mestre vi dà appuntamento alla settimana prossima, sempre qui nello store appunto della C Mestre. Per questo ringraziamo per la disponibilità degli spazi, il fatto di essere poi parte di questo importante contenitore Mestre Cultura e Sport. Ringrazio quindi il presidente Stefano Serena, i dirigenti Andrea Checconi Sbaraglini e Matteo Settimo per essere sempre molto disponibili e darci questo spazio che è proprio nel centro della città e una vetrina aperta proprio perché è una vetrina che ci permette di essere visti e di vedere fuori un mondo, una città che si muove. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie Andrea. E complimenti. Grazie ancora. Complimenti.